Allora, buonasera, sono Mirjana Stampfer, candidato alle prossime elezioni regionali con Lega Salvini Premier a sostegno di Luca Zaia. In questo momento noi stiamo uscendo da una situazione molto difficile, dove in prima linea come infermiera ho assistito un'emergenza sanitaria. Questa emergenza sanitaria ha provocato un danno per quanto riguarda turismo, per quanto riguarda lavoro, per quanto riguarda sociale. Il turismo in questo momento non è stato più un turismo di massa, ma un turismo dove abbiamo dovuto arrangiarsi con le attività un po' alla buona, diciamo. Io vorrei fare un applauso a tutti gli esercenti che hanno avuto coraggio di riaprire in giugno, seguendo le linee guida di Luca Zaia, soprattutto allestendo tutte le attività come dovevano essere allestite, seguendo linee guida, avendo una linea ben precisa per come poter riaprire. In quel momento lì era un momento drammatico, difficile, perché ci sono stati dei corridoi turistici con spostamento di turismo da una parte di Europa all'altra parte di Europa, però i lacustri e non solo, anche Montebaldo ha avuto un grandissimo coraggio di riaprire e di dare un segnale forte al nostro territorio. Tutto questo comporta un lavoro per le famiglie, comporta di poter un domani prendersi una disoccupazione e poter andare avanti. In questo periodo difficile che abbiamo vissuto, abbiamo avuto delle famiglie veramente abbandonate a se stesse, cioè nel senso che molte famiglie sono famiglie mononucleari, vivevano in case abbastanza piccole, delle persone anziane sole, abbandonate, anche con aiuto di molte associazioni si sono sentite veramente prese in carico. Per quanto riguarda invece un'altra fascia di quale vorrei parlare è paziente fragile. Sono tutte queste persone non acute, ma quelle persone croniche che hanno una patologia cronica, che sono state in qualche maniera anche lasciate a casa da sole, con aiuto di medici di base, con aiuto di associazioni di volontariato, con aiuto di medicina a domicilio, sono riuscite a superare questo momento difficile e soprattutto dare un sorriso al proprio familiare. Cioè, nel mio lavoro ho visto anche molte persone che entravano dalla porta di pronto soccorso, rimanere in ospedale per un paio di mesi senza vedere nessuno, e questi sono stati momenti veramente difficili. Mi è spinta la voglia di poter dare un contributo, di dire grazie a Luca Zaia per tutto ciò che ha fatto in questa emergenza e di poter dare le mie competenze e un contributo concreto, perché in precedenza ho fatto assessore al sociale, istruzione e politiche giovanili per comune di Peschiera del Garda, sono consigliere comunale, perciò un po' di esperienza ne ho. E penso che in un futuro prossimo abbiamo bisogno di concretezza, perché Luca Zaia ha dimostrato che essere concreti, dare le risposte, questo significa dare una speranza alle famiglie. Votare Mirjana Stampfer perché è una persona concreta, è una persona che lavora in squadra e perché si impegna, non promette, ma si mette il duro lavoro.